Al telefono Federica Pozzato, che è la responsabile legale del consorzio CICS, che è il consorzio importantissimo in provincia di Rovigo di musicisti da tutte le parti d'Italia, che all'interno sono 5 cooperative con circa 400 soci, quindi decisamente importante come realtà. E naturalmente a lei chiediamo come la situazione per quanto riguarda i musicisti, i tecnici, gli operatori dello spettacolo in questo momento, dal vostro punto di vista, ma a livello generale, a livello italiano. Intanto Leandro, ti saluto tanto e mi fa piacere questa tua telefonata, perché tu sai, non appena si può un attimo portare la sensibilità su questo comparto, io sono ben felice di farmi da tramite e trasmettere il messaggio, e quindi grazie per poterlo diffondere. Il comparto tu sai che è fermo da oltre un anno, è fermo direi al 90%, perché fortunatamente alcuni operatori, soprattutto alcuni tecnici e le formazioni minori di ambito artistico, sono riusciti a sopravvivere è già una parola un po' grossa, nell'anno scorso, nell'estate scorsa sostanzialmente. Poi tra le varie fermate e non fermate qualcuno ha potuto fare piccolissime rappresentazioni, piccolissime realtà di prestazioni artistiche, ma il 95% del comparto è fermo, e ti dirò che alcuni settori sono proprio fermi in maniera irrimediabile al momento, come le orchestre da ballo, come i tecnici dei live, soprattutto i tecnici dei live, perché sai, se io sono un musicista, se sono una formazione musicale, posso tentare di riscrivere il mio repertorio, passare dall'orchestra da ballo e partire e poter pensare di riciclarmi e fare un concerto, uno spettacolo da ascolto, e il tecnico da live con gli investimenti in strutture, in attrezzature, in impianti è difficile che possa deviare la propria attività, quindi è in attesa. Poi pensiamo a tutti i musicisti, turnisti e meno, che fanno parte delle grandi produzioni, quindi grossi concerti che sono fermi senza data precisa di ripresa. Si parla addirittura del 2022, almeno queste sono le notizie che ci sono giunte. Quindi il settore è veramente in difficoltà, e nonostante qualche contributo, diversi peraltro, perché sai, fino a qualche anno fa dello spettacolo nessuno parlava, soprattutto l'esigenza dei lavoratori. Oggi qualcosa si è mosso grazie anche all'opera di molte sigle, anche il CICS insieme a tutte queste altre sigle di rappresentanza si è fatto portavoce per portare a casa qualcosa di concreto, e per concreto intendo bonus, contributi, sostegni economici a chi non sta lavorando, evidentemente. Ecco, secondo te, finita la pandemia, e ce l'auguriamo finisca quanto prima, tutto ritornerà come prima o tutto non sarà mai più come prima? Perché per esempio il settore spettacolo, ballo e altre cose probabilmente dovrà, oltre la pandemia, trovare un equilibrio che probabilmente non sarà immediato. Guarda, io sono convinta che non verrà più ristabilita la situazione precedente. Si tornerà a un concetto di normalità, ma sarà sempre una normalità in qualche modo che deve fare i conti con quelle garanzie di sicurezza, di limitazioni, di attenzioni che oggi le misure anti-Covid ci impongono. Per cui io credo che per anni sosterremo questo tipo di limite, e anche, aggiungo, questo tipo di spesa, perché ne parlavo poco fa con un socio che sta organizzando un festival di artisti di strada. Mi dice: io vado a vendere lo spettacolo al comune, dico: ma è consapevole il comune che non può pagarti la stessa cifra che ti pagava 2 anni fa, perché tu oggi devi andare con un piano anti-Covid, devi andare con i dispositivi di protezione, devi andare con tutto un sistema di sicurezza che l'anno scorso non c'era. Per cui, sai, c'è tutta una serie di considerazioni che devono essere fatte in questo momento storico, soprattutto, e qui mi sento di dirlo, da parte degli enti pubblici, che non possono non sentire la sensibilità di fronte a questa realtà mutata. E credimi, non torneremo come prima, però sai, l'artista è molto resiliente, sa adattarsi, sa adeguarsi alla situazione, e sono sicura che, e lo sto vedendo, molti si stanno attrezzando per affrontare questa fase 2.0 in qualche modo. Non si fermeranno, sicuramente non si fermeranno. Forti della vostra realtà, 400 soci, decisamente una delle cooperative più forti a livello italiano. Cosa chiedete al governo in questo momento?
al di là dei ristori, Ma, cos'è che beh, bisognerebbe le storie rivedere senz'altro. anche in prospettiva del dopo Covid? So che per esempio avevate fatto anche voi una battaglia per rivedere il discorso SIAE e non SIAE e altre cose del genere. Quindi tra le cose che chiederete quale sarà in prioritaria? Guarda, noi le cose le stiamo chiedendo ormai da mesi. L'ultimo è un'istanza che è stata presentata insieme alle sigle principali italiane, tra cui Assoartisti, grazie a un buon coordinamento che sta gestendo CAM, che è un coordinamento a livello nazionale, e anche il forum FAS. Abbiamo presentato delle istanze da inserire degli adeguamenti proprio dedicati al settore dello spettacolo all'interno del prossimo decreto sostegni, quello che stiamo aspettando con molta ansia dal governo Draghi. E il CICS è firmatario appunto di questo documento. Chiaramente i sostegni, ma i sostegni non si devono interrompere con la ripresa dell'attività, perché la ripresa sarà molto lenta e, come si diceva, molto costosa per tutta quella serie di tutele che dobbiamo apprestare per poter mettere in scena uno spettacolo, e quindi ci sarà, ci si augura, un doppio binario dove si continuerà a percepire un sostegno economico, dall'altra parte ci si aspetta un aiuto nell'inizio, nella predisposizione della ripartenza degli spettacoli, in sicurezza ovviamente, perché gli artisti per primi vogliono lavorare in sicurezza e quindi a tutela di tutti. Federica, innanzitutto ti ringrazio, soprattutto solidarietà agli artisti. Siamo tutti più o meno in questo settore, non solo musicisti ma tecnici, operatori video, videomaker, quindi qua mi metto anch'io nella categoria. Decisamente un anno difficile e il 2021 si prospetta un anno altrettanto duro, e quindi speriamo che attraverso appunto associazioni come le vostre, con questa portata, con questa valenza e soprattutto con questo numero di soci imponenti, possiate fare qualcosa anche per noi. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te di questa occasione.